Petagnone ci voleva dare una mano, Petagnone. Hai detto proprio faccio io gol che non siete capaci. Dai amici bellini, mattina presto, però subito cose belle, la sfilata, il passiglio, è bello Petagna, è bello Spalletti che trova Petagna ed è bello Zerbin titolare che abbiamo beccato, dai! Ah, pure Zielinski capitano, buona festa della mamma a tutte! Dai, subito, subitissimo, mamma mia Zielinski! Tifoso Roboz si sente... No, ma perché poi si sente la voce del capo ultra, diciamo, ma proprio nel microfono di DAZN sta parlando. Tengono pure un coro che è bello, quando non devi mollare, non è così, però la melodia è qui. Attenzione, ecco qua. Bello Zero. Il tacco di Zerbin. Vai Olivera, vai fino in fondo. Bravo Zero. Ah, chissà, lungo. Non era fuori gioco, eh? Mamma mia! 3 ore dopo. Ma prendetevela una responsabilità. No, non prendetevela la responsabilità. Nel dubbio non si fischia. Il problema è che non c'era dubbio, perché stavi proprio vicino e c'era 1 metro di distanza. Da bene Sischi che fa il Di Lorenzo più centrale, guarda. Vai Zerbin! Oh, Zerbin alto. Attenzione, ragazzi! Sulla destra entrano come il burro. Mi sto distraendo perché questo coro del Monza è bello ritmato. Vorrei arrupparmelo. E forziamo, già faccio un gol. Per noi. E forziamo, già faccio un gol. Solo per noi. È più ritmato rispetto a fare gol. Gonfia la rete. Ripigliamoceli questi. Oi? Hai visto? Un Maron! No, l'ha fatto. No, ma se lo meritano perché hanno lo stadio ritmato. Ci hanno fatto a fettine. Dai Anghissà, dai. Mettici un po' di sostanza, di voglia. Olivera. Mamma mia, con questi passaggi. No. Caprari se ne va a Beresischi proprio. Mamma mia, persino. Buono. L'ha glisciato. Vai Zerbin. Beresischi, che cos'è questo gioco di colpire Lobotka? Qua simile, molto simile al gol di Raspadori con la Juve. Zielinski per Elmas, il cross e poi si hanno squagliato. Ma non sta su fuorigioco, non chiamate fuorigioco che non esiste. Raccomani. Beresischi. Oliver. Beresischi non torna, cioè proprio 3 ore. Petagnone, no, veramente, cioè io capisco che stiamo in attacco e stiamo cercando di sfondare, ma quando c'è contropiede io Beresischi non lo vedo. Have you been trying for 30 minutes? No. Dai Rachmani. Oh, devo anche Maron. Che mano nostra, Maron. Ci aspettiamo i cambi al 45esimo perché li ha fatti con la Fiorentina per far entrare Lobotka. Cavani era entrato per l'infortunio. Però dai, perché poi non piace vedere un Napoli così. Petagnone, voglio, la difende bene. Juan Jesus non lo sta vedendo proprio. Petagnone in formato Lukaku. Mamma mia, ma perché l'hanno lasciato solo a Carlos Augusto? Ragazzi, siete troppo festeggini. State ancora festeggiando. Dai! Zerbin. Varatel Suon, pure io. I like. Se lasciate i like, la partita, che arrivano i cambi prima, la partita cambia. Poi voi la sapete, se li lasciate adesso, la partita cambia nel passato come nel futuro. Forza. Nei periodi non collegati è trasuto Kvara e anche sa secondo me poteva tirare, non ha tirato, io non mi spiego. Dani Motta! Collin, Maro Petagna, perché Petagna? Mamma mia, bravo Petagna! Applausi a scena aperta! Bravo Petagna!
Bravissimo. Dani Motta. Mamma mia, Collini. Dov'è Beresischi? Perché Elmas che tracca all'indietro? Dov'è Beresischi? Mamma mia. Vai Zielu. Bello Kvara. Va. Zielu. Vai Elmas. Ah no, Beresischi. Non c'è su. Ci ha tirato un gol a Petagna. No, vabbè, non è proprio per noi. Non fa proprio per noi. Dai, Beresischi, dai, vabbè. Origo. Vabbè, lo rivedremo. Dai. Oh, Olivera, il colpo di testa. Ehi. Ha dato il fallo al contrario su Osi. Pure buono. Rigore netto. Lascia stare che noi non li sappiamo battere, che non ci interessa il risultato, insomma, io voglio vincere sempre, ma rigore netto dal fallo al contrario, cosa abbastanza sfiziosa. Comunque è veramente assurdo sentire il capo ultra con il megafono, lo sentiamo pari pari, l'anno prossimo andiamo in UEFA, siamo entrati nella storia, un applauso a Caprari, sentiamo tutto con una roba incredibile. Vai Osi! Vai Polly, vai, dai, niente, non ce li danno i rigori. Vai Kvara, mannaggia, centrale. Juan Jesus, questi tocchi pesanti. Bravo Lobo. Bello Zielu, mannaggia. Olivera, sei ciuccio, sei ciuccio. Petagnone ci voleva dare una mano, Petagnone. Hai proprio faccio io gol che non siete capaci. Oh Simeone il tacco. Per gli amanti dei moduli, questo lo possiamo chiamare 4-2-4 con i due centrali di centrocampo che sono Zielinski e Raspadori. Mamma mia, è un 4-6. Che poi Zielinski e Raspa sono anche in verticale quando abbiamo il pallone. E quando non ce lo abbiamo, guardate il buco assoluto e si rischia poi l'imbucato. L'ha chiamato? Ah, mo non lo puoi chiamare questo rigore per Benindelli. Bello, dai, raga, almeno un gol, ma no. Gli 1-2 funzionano e poi non funziona. Mi sto addormentando. Oh, è loco. Niente. Oggi non entra. Anche volendo non entra. Politano! Ecco qua. Uno contro... va bene, insomma non va bene, perché io non ce la faccio a commentare una sconfitta dicendo va tutto bene, tanto siamo campioni. Però siamo campioni. I like non arrivano, perché poi soffrirò io, lo so già. Vediamo chi ci tiene a me. Però ci sono dei temi, Tema Collini, perché Maretta già capì. Tema Elmas a destra, che potrebbe Spolità. Zanoli, perché anche sa, Palladino, i temi. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.